Gio? Questi giovani sono strani. Mio nipote non vuole buttare niente. Abbiamo la casa piena di immondizia perché dice che riciclare è meglio che buttare. Gio, sono stranissimi. Addirittura i miei nipoti non vogliono buttare i pannolini sporchi perché dice che i panni sporchi si lavano in famiglia. Sì, ma che c'entra? C'entra. Infatti non si spiegavano perché il sabato sera la gente va da Maria De Filippi a raccontare le cose di famiglia. Tu lo sai perché? Perché? Perché è TV spazzatura. Esagerati, la carta la mettono nella carta, il vetro con il vetro, io appena si girano butto tutte cose nello stesso contenitore. Gio, io invece sai cosa faccio? Ci parlo con gli oggetti per capire se sono da buttare. Si è rotto un paio di forbici, gli ho detto che facciamo? Mi hanno guardato e mi hanno detto diamoci un taglio. Mi è caduto un rotolo di carta igienica nel water e mi ha urlato ma che figura mi fai fare? Oh, ma che stai dicendo? Ma sei pazzo? Io sono pazzo, ma perché tu che butti tutto dentro un contenitore sei normale? Gio, il rotolo di carta igienica se ne esce più pulito di te. Se il mondo è inquinato non è colpa mia. Io quello che devo buttare lo faccio volare dalla finestra. Non è che mi posso tenere le cose inutili in casa. Gio, fortuna che tua moglie non butta niente. Perché? Perché sennò eri il primo a volare. E comunque questi giovani di oggi sono strani. Io non li capisco quando parlano. Mio nipote mi ha chiamato boomer. Sì, Gio, non è che è come ai nostri tempi. Noi sì che eravamo tischitoschi. Gio, ma chi vuoi dire tischitoschi? I giovani non vogliono fare niente. Mio padre mi avrebbe buttato fuori casa. Esatto, Gio, quando ero giovane io la mattina mi svegliavo prima di mio padre, mi preparavo e uscivo. Per andare a lavorare? No, per evitare che mio padre mi portasse a lavorare con lui, che ero fesso. Ma poi questi giovani che chiedono sempre i soldi ai genitori. Ma non è una vergogna? Giusto, è una vergogna. Io gliel'ho detto, ogni tanto chiedetele ai nonni i soldi. Già la mattina, prima di andare a scuola, chiedono i soldi ai genitori. Io mai mi sono permesso di chiedere i soldi a mia madre. Ma neanche io, Gio. Io la mattina andavo a scuola, passavo al bar a prendere la colazione e poi dicevo a fine mese passa mio padre. E a fine mese tuo padre passava a pagare? No, a fine mese mio padre mi dava una passata di legnate. Questi giovani che si fanno le canne, mio padre mi avrebbe ammazzato. No, Gio, mio padre mi diceva fai quello che vuoi. Una sera sono uscito con gli amici, ho fatto 2 tiri a una canna e ho sbattuto con la macchina. L'ho chiamato e gli ho detto papà, ho fatto 2 tiri e ho sbattuto. Dice ti sei fatto niente? No, tranquillo. Dice ok, chiama l'ambulanza. Ho detto non c'è bisogno, pa, non mi sono fatto niente. Fa no, chiamala lo stesso perché appena arrivo ti spinchio io. Ma hai visto il look che hanno i ragazzi oggi? Femmine con piercing, orecchini. Ai nostri tempi c'era solo acqua e sapone. Semplice. È vero, Gio, la mia ragazza era acqua e sapone, semplicissima, non si levava neanche i baffetti, tant'è che quando io l'andavo a prendere, la guardavo e dicevo, ma è lei o suo fratello? Non ci sono più i giovani di una volta. Addirittura ora i giovani si preoccupano di cose tipo lo scioglimento dei ghiacciai. Ma che ci interessa a noi? Chi li ha visti mai i ghiacciai? Certo, Gio, è come se mi dovessi preoccupare dei soldi. In che senso? E chi li ha mai visti i soldi? Infatti guarda, i soldi sono come i ghiacciai, appena scambi 50 euro, squagliano. Comunque, non ci sono più i giovani di una volta. Certo, Gio, perché tutto passa. Non ci sono più le Morositas, le fontanelle per strada, il postal market. Solo una cosa resta, il vizio. Perché ricordati, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ma a me i vizi piacciono. E lo so, ma penso che dopo che i vigili urbani sono venuti a casa tua a farti pelo e conciapelo perché hai buttato il divano sul marciapiede, forse dovresti cominciare a essere un poco più civile. E tu come fai a sapere che mi hanno fatto la multa? Perché i vigili li ho chiamati io. È per colpa tua! Devo pagare la multa! Certo, Gio, i vizi si pagano, se no ti levi il vizio.